Siamo riusciti a riportare la rotta Londra-Treviso, che è una rotta importante sia per i trevigiani che vogliono andare a Londra, sia per i tanti trevigiani che vivono a Londra e che vogliono rientrare a casa. Dal prossimo fine settimana Treviso torna a collegarsi con Londra. Prenotazioni aperte per i voli tra l'aeroporto Canova e quello inglese di Luton con Ryanair. Voli previsti nelle giornate di mercoledì e domenica. Credo che anche passata la tornata elettorale, dove i rappresentanti del Comitato No Aeroporto hanno raccolto circa una sedicina di voti, io credo che non ci sia più un tema da questo punto di vista. Sindaco molto attento ora a migliorare soprattutto l'area esterna del Canova, dove sta avanzando il cantiere per la passerella pedonale sopra la Noalese. Credo che nel giro di qualche mese la passerella sarà completata, anche perché al netto delle opere di fondamenta poi la passerella è una struttura prefabbricata e quindi di veloce composizione. L'abbiamo chiesta con il doppio ascensore, con le rampe, quindi insomma è una struttura decisamente importante, ma soprattutto la attendiamo con fiducia per risolvere i problemi viari.